interloquisco con te. Potevo fare il soprannome come vuoi. Escludendo Imam. Oh, siamo matti, dai. Ok, se mi chiami, No. non ti chiamo prete No, o come- vescovo, non ti chiamo rabbino, quello che vuoi. Don Marco, ho sempre sognato. Ok, Don Marco, Ho sempre sognato- Monsignor Marco, va bene. No, Don, mi dà, dai, è più ruspante, più ruspante. Perché qua si dà Tu hai tornato al visto, sud. tu hai visto la saga Don Camillo e Peppone? Ecco, È importantissima. Di Ferdinand, Bravo. Fernandel. Bravo. Per la cultura italiana è stata importante, tutti l'hanno visto quei film, no? Hanno fotografato magistralmente un momento, Don Camillo, sì. un momento della storia italiana, Sì. ormai lontano, però con una... È più l'area del sud. Sì, l'area della Romagna, No, davvero, nome di battesimo? Allora, Garbi Kamel, Garbi Kamel, nasce a? nato in Algeria nel 62, cresciuto io la maggior parte della mia età in Algeria, fino all'età di 25 anni, e da lì sì, sono spostato un po' in Francia e poi in Italia. Sono qui da fine anni 80 e fino ad oggi mi sono fermato qui. Sei qui a Udine dalla fine degli anni '80, è stata la prima meta No, italiana? la prima tappa era a Bolzano, verso il Sud Tirol, la frontiera con la Svizzera. Lì per caso, perché la verità non era una immigrazione per la ricerca di lavoro, ma era per dire una pausa dopo studi, quelle cose. Volevo passare un po' di tempo, una quindicina di giorni in Italia. Ho detto faccio un salto, così passo alla Svizzera, all'Italia e torno. E invece c'era un carabiniere lì che parlava benissimo il francese, e lì abbiamo chiacchierato, lui lavorava lì, abbiamo chiacchierato a lungo e lui mi ha invitato a casa sua con la sua famiglia, mi ha presentato la sua famiglia, mi ha trattenuto una settimana a casa sua, hanno insistito per rimanere con loro una settimana. E di una settimana tira l'altra, sono fino a oggi che sono qui. Cosa ti ha spinto a Udine? E la verità erano più verso l'apertura, perché io il tempo lì mi occupavo un po' dell'import-export sul campo dell'elettronica, di quelle cose. Allora perciò era l'apertura verso i paesi dell'est, e come Udine è la porta dei paesi dell'est riguardo al mondo occidentale di una volta, prima dell'ingresso della Slovenia. Allora quello mi ha un po' spinto, sì, a venire qui in Friuli, senza conoscere, perché il tempo lì nessuno, quando si dice Udine, tanti ti dicono dove è questa Udine, o quando si dice il Friuli, fino ad oggi pronunciano Friuli, non anche Friuli, perciò c'è questa, sì, non è tanto chiaro questa Udine dove più o meno, anche se è una delle, mi sembra la provincia più grande in Italia, più vasta. Tu l'hai trovata subito e ormai sono quasi 20 anni che ti sei fermato, con una serie anche di evoluzioni, dico, professionali, che culminano con l'apertura di questa attività qui in via Battisti. Ti riconosci in questa ricostruzione? Un'evoluzione. Sì. Erano anche le cose che spento, anche che hanno organizzato, mi ricordo nel 93, che il comune di Udine ha organizzato un ciclo di cultura, di far sapere un po' della cultura, la musica, un po' l'antropologia, un po' dei paesi del Maghreb. L'hanno chiamato Tarab nel 93, mi ricordo luglio 93, e lì c'erano due serate algerine, 2 o 3 serate algerine in cui ero presente. Questo mi ha spinto a un po' a integrarmi in questa cultura, società qua, perché la gente hanno cominciato, ho visto tanta ricerca da parte della gente di conoscere le altre cose che non sono state un po' divulgate, trasmesse tramite i mass media,
perché fino ad oggi sappiamo bene che i mass media sono un po' condizionati. Non è che le cose più giuste, le cose più belle, le cose più che la persona vuole sapere non sono sempre trasmesse solo al fine di certi scopi. Allora noi, anche ho fatto una formazione che si chiama formazione per diventare mediatori culturali, per trasmettere queste culture, per far conoscere alla gente autoctona, alle persone che vivono qui, le cose che non hanno mai avuto l'opportunità di conoscere, ma anche di conoscerle direttamente tramite delle persone adatte invece di cercarle altrove, perché uno può diventare antropologo a casa sua senza spostarsi, basta conoscere le persone giuste. Bella questa espressione, antropologia a casa propria. Mi sembra di capire, ricapitolando, che tu vieni coinvolto in una fase pionieristica in queste attività che nascono in seguito a una grande trasformazione, quella della pluralizzazione socio-demografico-culturale della nostra città, della nostra regione. Quindi tu già 14 anni fa vieni coinvolto nelle prime attività nate per favorire il processo di integrazione. Sì, perché la verità, il tempo lì non c'era un grande boom di questi nuovi arrivi, ancora era conservata, la città era, non si può dire usare la parola conservata, ma era un po' non a conoscenza delle altre realtà. Allora il mio impegno era più orientato verso le scuole, in cui i bambini fino alle adolescenti, perché intervenivo dalle elementari, medie e superiori, perciò erano tante curiosità, tante anche per portare una complementarità nei loro studi. A partire dalla seconda media si cominciano a studiare un po' il mondo arabo, le culture o il mondo musulmano. Allora perciò anche nel liceo, negli istituti, perciò c'è questa curiosità, ma anche il coinvolgimento da parte delle scuole stesse, o che sono preside o i singoli insegnanti. Allora mi coinvolgono in questa realtà perché è un arricchimento anche per loro, perché nessuno non può sapere tutto in questo mondo senza dubbio, ma solo che quando loro sentono la testimonianza di uno che viene da quest'area, è meglio sentirla di leggere i giornali o sentirla tramite i mass media.